In vigore l'ordinanza veneta che prevede il divieto di uscire dal proprio comune a partire dalle 14, resterà valida fino al 23 dicembre compreso. Dal 24 invece scatterà il decreto Natale del governo con zone rosse in festivi e prefestivi. Scattata l'ordinanza alle 14, ai confini territoriali le forze dell'ordine per controllare i veicoli e fornire informazioni ai tanti dubbi delle persone. Effetto ordinanza regionale su Treviso dopo l'assalto dello scorso weekend. Nel pomeriggio ha registrato un meno 65% di presenze in centro. Non è stato necessario attivare i varchi. Bar e ristoranti chiusi con il decreto Natale dal 24 dicembre. Rabbia e rassegnazione degli esercenti. Zaia dice fondamentali ristorio, la gente andrà fuori di testa. Contagi nelle case di riposo, focolai all'istituto Zalivani di Treviso, positivi 17 anziani ospiti e 3 operatori sanitari. Lunedì maxi screening. Taglio del nastro dei lavori di riqualificazione di Piazza Pio X, un modello, dice l'assessore Zampese, da mutuare presto anche in Piazza del Grano, preservando i parcheggi. L'addio al giornalista Giovanni Chiades, morto a 55 anni, un cronista generoso sempre pronto a cercare la notizia, lo ricorda l'amico e collega Vittorio Pierobon. Un fiocco con il nome del bimbo appeso in municipio per festeggiare ogni nuovo nato. L'idea a Castelcucco, dove ai neogenitori vi ha anche consegnato un pacco regalo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque è entrata in vigore oggi alle 14 l'ordinanza della Regione Veneto che prevede il divieto di uscire dal proprio comune dopo le 14. La novità qual è? È che resterà in vigore fino al 23 dicembre compreso, perché poi scatterà il decreto Natale, il decreto del governo che è ancora più restrittivo. Lo ha spiegato oggi, lo ha specificato oggi il governatore Zaia, che è poi tornato anche a parlare del fondamentale ruolo dei ristori. Per noi decade la nostra ordinanza, gli effetti dell'ordinanza decadono il 24 con l'entrata in vigore del provvedimento nazionale, quindi fino al giorno 23 alle ore 24 è valida la nostra ordinanza. Il decreto del governo è gerarchicamente superiore all'ordinanza della regione, quindi la chiusura dei confini comunali dalle 14 disposta dal Veneto resta in vigore fino al 23 dicembre compreso. L'ha chiarito il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa, tornando anche sul tema fondamentale dei ristori. Ieri sera il premier Conte ha parlato di una prima tranche di 645 milioni a inizio gennaio. Dovremmo vigilare perché il presupposto per tutte queste misure è che le imprese, i lavoratori siano ristorati. Io ho sempre parlato di modello tedesco, di dare una percentuale sulla differenza di fatturato rispetto al mese dell'anno precedente, cioè stiamo parlando di dicembre, andremo a vedere il fatturato del dicembre 2019. Il governatore incalza: le misure restrittive sono accettabili, dice, solo a patto che vi sia una certezza per le aziende, quella di essere ristorate dal governo. L'adozione delle misure è sempre più difficile. Sono sempre meno comprese, per cui se a questo ci aggiungi anche la mancanza dei ristori è logico che i cittadini poi possano andare anche fuori di testa, no? Nel frattempo governo e regioni hanno cominciato le riunioni in vista della riapertura delle scuole il 7 gennaio. Condivisione dell'apertura, ma non deve prescindere dalla situazione sanitaria, che poi non si dica Zaia diceva di aprire, adesso non apre più, e l'altro aspetto è relativo a quanto aprire, perché comunque il dato del 75% oggettivamente è impegnativo. Un ritorno in classe che preoccupa il governatore. Non si sa quale sarà la situazione epidemiologica di gennaio, dice Zaia, ed il 7 gennaio dovrebbero riaprire anche gli impianti da sci e tutto il resto. Il 7 rischia di diventare il D-Day, no? Cioè che c'è un sacco di robe che dovrebbero accadere quel giorno. Se c'è mischia al centro è bene evitare che accadano e infilarsi dentro altre attività, però è altrettanto vero che ad oggi il tavolo sta lavorando per l'apertura del 7. Allora, l'ordinanza scattata dalle 14, vediamo concretamente cosa è accaduto. Come la prendo io? Come devo prenderla? Con filosofia, se bisogna farle, si fa.
Rotatoria di San Giuseppe, snodo tra Treviso, Quinto e la tangenziale. Un quarto d'ora dopo le 14 iniziano i controlli dei carabinieri. In attesa che la vigilia di Natale entri in vigore il nuovo DPCM, l'obiettivo è far rispettare l'ordinanza regionale e lo stesso si ripete in tutta la provincia. Proprio da oggi infatti scatta il divieto di spostarsi oltre le 14 dal proprio comune di residenza, se non per motivi di necessità o per altri motivi previsti appunto dall'ordinanza regionale. Il nostro servizio è un servizio di vicinanza alla popolazione, c'è tolleranza nella rilevazione di delle infrazioni, cerchiamo di spiegare appunto in parole semplici quello che il decreto e l'ordinanza dicono. L'autocertificazione già compilata va portata con sé in caso si sia sprovvisti, sono le forze dell'ordine a fornirla. Attenzione a non prendere sotto gamba quel che si dichiara. Sicuramente verrà elevata la sanzione per l'infrazione alle norme Covid, che già di per sé insomma è abbastanza onerosa, e si può anche incorrere in sanzioni penali per aver dichiarato il falso su un atto pubblico. Qual è la vostra raccomandazione? È quella di stare a casa, insomma è l'unico modo che abbiamo per poter battere nel più breve tempo possibile questo enorme nemico. A Porta Altinia, a ridosso del centro, i controlli della polizia locale. Qui la priorità è evitare gli assembramenti dello scorso fine settimana. Nessuna sanzione elevata a fine giornata, gli automobilisti fermati sono risultati essere o residenti nel comune o lavoratori che si recavano a prendere servizio. A proposito degli assembramenti in centro storico, due situazioni diametralmente opposte. Se confrontiamo la scorsa settimana, esattamente una settimana fa, con la necessità di transennare Calmaggiore, con quanto invece è accaduto poi nel pomeriggio di oggi. L'effetto dell'ordinanza Zaia è stato immediato, con meno 65% di presenze in centro storico nel pomeriggio. Basta guardare le immagini della viabilità sul PUT di questo pomeriggio per capire che la situazione è ben diversa dallo scorso weekend in cui il centro storico era affollato. Si conta infatti un meno 65% di ingressi tra le 14 e le 17 di oggi rispetto a sabato scorso, effetto voluto dall'ordinanza regionale che a partire dalle 14 ha vietato gli spostamenti fuori comune. Non c'è stato bisogno quindi di far scattare il piano anti-assembramento che prevedeva l'attivazione dei 5 varchi in centro storico per accedere a Calmaggiore e contenere il flusso di persone. Lo stiamo gestendo grazie al supporto della Polizia Locale, della Protezione Civile e del gruppo Alpini, che ringrazio. C'è grande spirito di responsabilità e collaborazione da parte dei cittadini, quindi questo mi fa ben sperare per questi prossimi giorni prima del Natale. L'appello che faccio è quello di limitare al massimo gli spostamenti. Treviso off limits per i non residenti nel pomeriggio, che hanno approfittato al mattino per gli ultimi giri di shopping, attenti a rientrare nel proprio comune entro le 14. Preganziol. Ha approfittato di questa mattina perché poi dalle 14 non si può più. Esatto, esattamente, sì. È da Villorba. Ha approfittato di questa mattina. Dovevo venire e quindi ho dovuto per forza uscire a quest'ora. Adesso sta tornando a casa prima delle 14. Certo. E già dal mattino lo schieramento di agenti di polizia locale per controllare gli assembramenti in centro storico e al mercato. Questa mattina abbiamo necessariamente dovuto contingentare gli ingressi al mercato dalle 10:30 in quanto c'era rischio di assembramento. Per quanto riguarda invece il centro storico abbiamo potuto verificare sia con le immagini della videosorveglianza che con gli agenti che sono presenti sul posto che non era necessario avviare i checkpoint. E poi ci sono i ristoratori, i baristi, coloro che dovranno congelare la loro attività dal 24 di dicembre per effetto del decreto natalizio. Mancava solo l'ultima stretta, quella natalizia, su bar e ristoranti coinvolti dal pacchetto delle nuove misure restrittive del decreto Natale, che ne prevede la chiusura dal 24 dicembre al 6 gennaio, escluso l'asporto e la consegna a domicilio. A poche ore dall'annuncio del Premier fioccano le cancellazioni e monta la rabbia. Noi abbiamo ricevuto ovviamente le disdette per i giorni delle feste, dove avevamo già praticamente riempito quasi tutti quanti i nostri locali. Per questo motivo avevamo ordinato la merce che questa mattina ci vediamo costretti a cancellare, e quindi ci sono molti produttori
produttori e molti distributori che andranno veramente in difficoltà perché si troveranno i magazzini pieni, soldi a dover restituire o comunque da non incassare, e per loro non è previsto nessun aiuto. Tra rabbia e rassegnazione, baristi e ristoratori lamentano aspettative disilluse. Ricordiamoci che a ottobre ci avevano detto portate pazienza, stringiamo adesso per goderci il Natale, è arrivata invece la chiusura anche a Natale, quindi adesso ormai è rassegnazione, perché purtroppo sappiamo che con questa chiusura molti di noi non vedranno il gennaio del 2021. Provvedimenti tardivi che si accavallano, dicono, contribuendo al clima di incertezza. L'accavallamento di decisioni, ecco, porta a una grossa indecisione sia da parte nostra che alla fine io ieri ero attaccata alla televisione alle 10:15, finalmente sono riuscita a capire cosa fare, se riuscivo a lavorare anche nei giorni post natalizi fino al 6 di gennaio. Era molto meglio chiudere a novembre, che comunque è un mese morto per noi ristoratori, e poi a dicembre almeno farci godere un po' di lavoro, anche se, ripeto, la chiusura alle 18 per noi comunque è un danno notevole, e quindi questa chiusura totale non è che poi cambi tanto a noi. E poi il vaccino anti-Covid, l'abbiamo anticipato ieri, è ufficiale l'arrivo di 875 dosi di vaccino il 27 dicembre in Veneto per le prime vaccinazioni. Domenica 27 dicembre arrivano in Veneto le prime 875 dosi di vaccini anti-Covid. L'annuncio era nell'aria. L'ufficialità è arrivata nel corso di un incontro tra le regioni, il governo e il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. Le fiale arrivano allo Spallanzani il 25, mi sembra, a Roma, questa prima partita, e poi dallo Spallanzani partono direttamente per le regioni. Le regioni dovevano individuare ognuna un punto e individuare anche il riferimento. Noi abbiamo individuato l'azienda ospedaliera di Padova e l'unità farmaceutica dell'azienda ospedaliera di Padova. La prima somministrazione del vaccino deve essere seguita da una seconda a 21 giorni di distanza. A breve saranno chiarite anche le tempistiche per i quantitativi di vaccini anti-Covid che dalle prossime settimane arriveranno nei 7 hub scelti dalla Regione. I primi 185.000 vaccinati veneti saranno personale sanitario e ospiti e operatori della RSA. Quindi servizi essenziali, forze dell'ordine e altre categorie protette. Infine, a primavera sarà il turno della popolazione indifferenziata. Da indiscrezioni che noi abbiamo in interlocuzione con il governo e con il commissario Arcuri si dice che per metà anno, quindi per maggio-giugno insomma, dovremmo arrivare. Queste dovremmo, è quindi condizionale, ma queste sono le indiscrezioni insomma, che dalle riunioni sono emerse. Il vaccino non è obbligatorio ma su base volontaria, tuttavia l'obiettivo è di raggiungere una quota di vaccinati attorno al 70-75%, anche se al momento è difficile fare previsioni su quale sarà l'adesione. Ci sarà, voi sapete, una campagna informativa nazionale che quindi avrà valenza anche a livello nazionale su televisioni, su testate giornalistiche eccetera. Noi comunque stiamo già predisponendo anche una campagna informativa di sensibilizzazione regionale, dopo difficile oggi penso per stime. Adesso i contagi, un focolaio di Covid alla casa di riposo Zalivani di Viale 4 Novembre a Treviso. L'ha fatto sapere l'ISRA che gestisce la struttura. Nella serata di ieri è stata riscontrata la positività di 7 anziani a cui si aggiungono 3 operatori. Scattato immediatamente l'isolamento, lo screening sugli altri ospiti del nucleo ha permesso di riscontrare altri 10 anziani positivi al tampone rapido, quindi un totale di 20 positivi. Si è ora in attesa del referto molecolare. Il problema riguarda un solo reparto, mentre gli altri 3 risultano ad oggi immuni. Malgrado questo, lunedì verrà effettuato uno screening generale di verifica. Parlava prima, diceva nel servizio l'assessore Lanzarin della campagna informativa per il vaccino, campagna mediatica. C'è un'altra campagna che invece è partita oggi, si chiama Insieme contro il Covid. La campagna social che l'ULS 2, assieme a comuni associazioni, ha fatto partire. L'obiettivo del video che animerà la campagna e che adesso vedremo, sottolinea il direttore generale Francesco Benazzi, è quello di ricordare l'importanza della regola delle 3M, mascherina, metro, mani, anche in questo periodo di festività. Ci rivolgiamo soprattutto, dice Benazzi, ai più giovani che non sempre purtroppo sono attenti all'uso della mascherina, al rispetto del distanziamento e all'igiene delle mani. Abbiamo bisogno di loro. Abbiamo bisogno di tutti, continua Benazzi, per poter ridurre i contagi e uscire da questa pandemia. Allora vediamo questo video che dà inizio alla campagna social dell'ULS 2. Indosso la mascherina e mantengo la distanza per il bene di tutti. Per la mia mamma che lavora in ospedale.
Per i miei amici, perché non voglio vederli in ospedale. Perché così nessuno si ammala. Indosso la mascherina e mantengo la distanza per proteggere gli altri nel caso fosse asintomatico. Perché voglio bene a mia sorella. Perché i nostri figli sono preziosi. Perché le voglio bene e voglio proteggerla. Per tutti i medici e gli operatori sanitari che lavorano in ospedale. Per proteggere me, la mia famiglia e soprattutto i miei pazienti. Lo faccio perché tutto questo non è ancora finito. Non siamo impotenti in questa crisi, possiamo fare tanto con pochi gesti. Mascherina, distanziamento sociale e igiene delle mani. Perché ho voglia di ripartire, di tornare a lavorare, praticare lo sport, andare a teatro. Nessuno di noi può sentirsi escluso, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Questo è il video dell'ULSS 2, adesso pochi istanti di pubblicità, poi ripartiamo dalla cronaca. Di nuovo in diretta, ripartiamo dalla cronaca. I carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno identificato il presunto responsabile dello scippo avvenuto in via Zermanese martedì 15 dicembre ai danni di un 69enne del posto. L'indagato, un giovane 34enne di origini campane, con una banale scusa aveva avvicinato la vittima per strada offrendogli della merce, poi strappandogli il portafogli contenente 500 euro documenti. Il 34enne è stato denunciato appunto per furto con strappo. Torniamo in capoluogo a Treviso con il taglio del nastro dei lavori di riqualificazione di Piazza Pio X. Da parcheggio a spazio da vivere, il sindaco Mario Conte inaugura con queste parole i lavori di riqualificazione di Piazza Pio X, 280 metri quadrati strappati alle auto con nuova pavimentazione, panchine e 3 querce. Ma c'è aria di un recupero più ampio, come testimonia la tinteggiatura acrobatica che va in scena mentre sull'altro lato della piazza si taglia il nastro. Via! Abbiamo ridato uno spazio ad un luogo di incontro della città che mancava in Piazza Pio X, e un modello del genere, contemplando tutte le necessità, può essere, anzi sarà sicuramente, Piazza del Grano. Questo è un primo traguardo e che sicuramente c'è lo spazio per la buona volontà e le iniziative dei residenti per apportare ulteriori miglioramenti per la vivibilità di questo luogo, di questo quartiere, che non è nobile come altri quartieri del centro storico, ma che sta cercando una propria identità e qualità della vita. Intervento a basso costo, 114.000 euro messo in campo con la collaborazione dei residenti che nel tempo hanno visto la piazza spopolarsi di negozi e servizi. Anche per questo le critiche mosse sia dal centro-sinistra che da alcuni cittadini di una piazza fredda, spoglia, vengono respinte da una parte dell'attuale minoranza. Le polemiche sappiamo che scaturiscono da quelle che possono essere anche delle soggettività diverse di vedere le cose. A mio parere, una volta che c'è una partecipazione, ogni cosa partecipata, secondo me, vale la pena giocarsela. Ed ora l'addio al giornalista Giovanni Chiades, morto a 55 anni, con il ricordo di chi lo conosceva bene. Martedì nella chiesa di Frescada di Preganziol l'ultimo saluto al giornalista Giovanni Chiades, 55 anni, spentosi l'altra notte all'ospedale di Treviso dopo un malore che ha sopraffatto il fisico provato da una lunga battaglia. Aveva iniziato giovanissimo a lavorare a Treviso a Radio Alfa, ma ben presto era riuscito a far emergere le sue qualità professionali, diventando cronista di punta del Gazzettino a Vicenza e a Venezia. La giudiziaria e la nera, la sua passione, assieme alla cucina con iniziative editoriali che ebbero grande successo come il piatto di Natale, una carriera che lo aveva portato a Belluno come vice caposervizio. Proprio tornando a casa a Treviso da Belluno nel 2007, il terribile incidente che gli cambiò la vita, sopravvisse per miracolo, ma nonostante per tanti anni abbia lottato con tutte le sue forze, non riuscì più a tornare alla vita e al lavoro di prima. Lascia la moglie, Cristina, e le figlie Francesca e Giovanna.
Così lo ricorda l'amico e collega Vittorio Pierobon. Io di Giovanni ho tanti ricordi, diciamo che ricordo due Giovanni, quello prima e quello dopo l'incidente. Quello prima è un giornalista carico di voglia di fare, di grinta, curioso, sempre pronto, generoso, sempre pronto a cercare la notizia. Quello dopo un giornalista, un uomo più che un giornalista, lui restava giornalista ma era soprattutto rimasto un uomo combattente, con grande voglia di tornare, di fare, con grandi desideri di ricominciare la sua carriera, cosa che purtroppo non è potuta avvenire. Lui per 14 anni ha combattuto, faceva il giornalista dentro di sé ma non è riuscito più a farlo come lo faceva prima, purtroppo. A Castelcucco la singolare iniziativa del sindaco in omaggio ai nuovi nati. In tempi di culle vuote e denatalità fa notizia ogni nuovo nato e lo fa ancora di più nei piccoli paesi della Pedemontana dove il pericolo spopolamento è più che mai sentito. Ecco perché a Castelcucco il sindaco ha deciso di festeggiare ogni nascita con un cartello e il relativo nome affiancato ad un enorme fiocco. Porta a pochi mesi la delibera di giunta che abbiamo fatto, con il quale si intende in qualche maniera dare il benvenuto a tutti i nuovi nati della comunità di Castelcucco, quindi appendiamo fuori alle porte del comune un fiocco, rosa o azzurro a seconda del bimbo o della bimba che arrivano, con il nome, non il cognome naturalmente, e poi al momento della registrazione all'anagrafe ai genitori consegniamo anche un presente, un piccolo pacco omaggio. E siccome qua in Pedemontana sono gente pratica, nel pacco le cose futili non trovano spazio. È un pacco che contiene delle saponette, del shampoo, delle salviette, sostanzialmente delle cose pratiche, perché qui a Castelcucco vogliamo essere pratici e dare cose concrete. Ma i festeggiamenti per ogni nuova culla non si fermano qui. Con il pacco c'è anche una pergamena con relativo invito. Un invito poi alla tradizionale piantumazione dell'albero che a Castelcucco viene eseguita sempre nel mese di settembre come momento di comunità in cui si festeggia tutti assieme appunto i nati dell'anno precedente e si fa anche una festa o una camminata a seconda di come viene organizzato l'evento, ma è un bel momento per fare comunità e per trovarsi assieme. Qualcuno penserà a piccole cose, ma che qui almeno pare funzionino, visti i nuovi nati, tutti di giovani coppie che comunque hanno deciso di restare a Castelcucco. Dai 20 ai 25 bambini ogni anno come natalità, quindi siamo sull'ordine dell'1% della popolazione, mi sembra anche buona. Diciamo che tra nati e morti siamo abbastanza in equilibrio. Il tradizionale concerto di Natale dell'Art Voice Academy di Castelfranco quest'anno si svolgerà in modalità online. L'atmosfera magica, la musica che scalda l'anima in questo Natale così difficile. Il tradizionale concerto natalizio dell'Art Voice Academy diretto dal maestro Diego Basso si terrà anche quest'anno al Teatro Accademico di Castelfranco, ma in ottemperanza alle misure anti-Covid sarà visibile online. Domenica 20 dicembre alle 18 sui profili Facebook e YouTube di Art Voice Academy e del teatro, le voci dell'Accademia e l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana eseguiranno un repertorio che coniuga i brani pop rock più amati della tradizione natalizia. Anche un collegamento con Roby Facchinetti quando gli allievi dell'Art Voice eseguiranno il brano Rinascerò, rinascerai, scritto insieme a Stefano Dorazio ed eseguito in concerto per la prima volta proprio in piazza Giorgione alla fine del lockdown di primavera. Ora la musica arriverà nelle case a riscaldare questo difficile Natale. Le stelle. Adesso le notizie dal Bellunese. E ripartiamo parlando dell'ondata di maltempo del 4-8 dicembre, giornate difficili ed effetti ancora devastanti. La provincia ha presentato al ministro D'Inca un report sul disastro di quei giorni.
Abbiamo discusso sul futuro e sui danni provocati dal maltempo a dicembre, che equivalgono a 40 milioni di euro. A tanto monta l'ennesima conta dei danni dell'ultima ondata di maltempo che ha investito la provincia di Belluno, ferita da allagamenti e frane, isolata da nevicate eccezionali che hanno causato ripetuti blackout e issato muri invalicabili fra i paesi delle terre alte. Ieri a Roma una delegazione della provincia di Belluno ha incontrato il ministro Federico D'Incà per presentare alcune questioni prioritarie del territorio. Noi abbiamo in questo momento fatto un passo in avanti in legge di bilancio inserendo 135 milioni di euro per i danni ambientali in tutto il paese dovuti al maltempo, quindi la Protezione Civile va a ricostruire il suo fondo per gli interventi e sul 2022 metteremo ancora più soldi in maniera tale da poter rispondere nel corso del tempo. I tecnici della provincia hanno già conteggiato 132 frane, ma solo in primavera si potrà avere un quadro completo. Sulla questione la Regione si è attivata immediatamente, ha precisato in serata l'assessore regionale Bottacin. È la Regione, l'ente e non altri, che hanno la competenza e il compito di raccogliere tutti i dati sui danni e sulle necessità di spesa che ci sono state per affrontare l'emergenza, per poi inoltrarlo al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Con il ministro però la delegazione bellunese ha affrontato anche i temi delle reti elettriche e della viabilità, oltre che delle priorità infrastrutturali del territorio, su tutto il completamento celere delle opere per Cortina 2021 e le Olimpiadi 2026, la provinciale 251 della Val di Zoldo ancora chiusa e la circonvallazione di Feltre. L'incontro è stata l'occasione per affrontare il tema attualissimo della crisi del sistema turistico della montagna, per il quale la provincia ha chiesto un aiuto per strutture ricettive e attività turistiche, alle quali ha confermato il ministro D'Incà già da gennaio sarà erogata una prima tranche di ristori. Torniamo a parlare del Covid, scende in piazza la protesta fra oggi e domani nei principali capoluoghi italiani, si chiama Marcia della Liberazione contro la strumentalizzazione del diritto alla salute, domani si svolgerà a Treviso. Oggi, stamane era a Belluno, c'eravamo in Piazza dei Martiri, ma la tanto sbandierata libertà di pensiero si è poi purtroppo, aggiungiamo noi, trasformata nella strenua opposizione al diritto di informare. Guardate. Io faccio le domande, se lei sceglie poi in fase di montaggio cosa mandare in onda... No, se io faccio esattamente le stesse domande, lei non si intromette nel mio lavoro. L'appuntamento in piazza per la giornata del risveglio è stata organizzata in molti capoluoghi italiani dal gruppo Marcia della Liberazione, che oggi a Belluno ha perso l'occasione per esporre in piena libertà le proprie ragioni, impedendo alla nostra troupe di svolgere il proprio lavoro, che è quello di fare domande. Se il mio collega non è tecnico quanto me, non ne sa quanto me, io lo metto in condizione di dare una risposta. Allora lei si erga a portavoce di tutte le persone che in questo momento sono in questa piazza per spiegare, per avere cos'è, voce unica, pensiero unico. L'obiettivo del raduno in Piazza dei Martiri è quello di contestare al governo la violazione delle libertà costituzionali della persona. Molti tra i partecipanti, successivamente identificati dagli agenti della Digos, si sono infatti presentati senza mascherine. Devo respirare, perché da che mondo è mondo noi siamo fatti per respirare, dobbiamo respirare. Non ho capito a cosa serve questa mascherina. È un segno di oppressione, è un segno di oppressione la mascherina. È un obbligo di legge. La legge se è legge non vuol dire che per forza è giusta? Se vogliamo parlare di legge, la mascherina è un dispositivo medico. Essendo un dispositivo medico, se lei mi vuole obbligare ad indossarlo, equivale ad un trattamento sanitario obbligatorio che segue la legge del 92, non i DPCM che valgono poco più di una circolare ministeriale. Dal banchetto con il megafono parole di contrarietà nei confronti delle limitazioni imposte da legge e DPCM. Si sono oltrepassati i limiti per un paese democratico, hanno riferito i partecipanti alla manifestazione, dimenticando che la libertà di stampa come la libertà di parola e di pensiero sono sanciti costituzionalmente dall'articolo 21, che in Piazza dei Martiri è stato violato. La stampa non monopolizza il nostro spazio e la ringrazio. Io sono qui a fare il mio lavoro, esattamente, sì, e lo sto facendo per voi. Io sono qui a fare il mio. E lo sto facendo per voi. Il lavoro che hanno fatto è stato disinformare e spendere solamente terrore mediatico. Tanto terrorismo mediatico che il 25 dicembre, come sapete, l'avete visto ieri nel servizio, ve lo ricordiamo, stiamo insieme quel giorno, Natale a casa con Antenna 3. Il 25 dicembre la vostra festa è con la nostra emittente, staremo insieme dalle 10 del mattino, dalla Santa Messa del Patriarca di Venezia alle 10 fino al telegiornale di Treviso alle 19:30, una vera e propria non stop, con voci, immagini, storie, musica, ospiti in studio e collegamenti dal territorio. E poi il filo diretto con voi al numero 351
175 5340. Potrete infatti mandare gli sms e i video, soprattutto con gli auguri di Natale, ai vostri cari per unire le famiglie in un grande abbraccio. Quindi l'abbraccio di Natale è con Natale a casa con Antena 3 il 25 dicembre dalle 10 del mattino, a partire dalla messa del Patriarca di Venezia. Allora ci lasciamo adesso in chiusura con il tuo presepe, la rubrica con le vostre creazioni. Vediamo questa sera le creazioni di Adriano Giuliato di Treviso, la famiglia Grassi di Sant'Elena di Silea, la famiglia Ogniben di Vedelago, Marco Bazzichetto di Colfranquillo d'Erzo e poi Pietro e Fabio di Castelmineo di Resana. E con queste immagini, con le vostre creazioni, ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. Buon Natale! Vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica raggiunge l'Italia, ma sfiorerà soltanto il nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di domenica 20 dicembre. Sul Veneto la grafica ci mostra un cielo in prevalenza nuvoloso con possibilità di qualche parziale schiarita. Non si escludono anche delle deboli e sporadiche precipitazioni al mattino, specie sui settori più occidentali, limite delle eventuali nevicate oltre i 900-1200 metri sulle Dolomiti. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime in lieve calo e comprese tra i 7 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, giornata grigia con cielo molto nuvoloso, vedete coperto ma con assenza di fenomeni significativi. Temperature minime fino a 7 gradi, massime sui 9-11 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà diverso. Avremo qui invece un ampio soleggiamento solo con qualche velatura e con qualche foschia al mattino. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.